con una famosa, cinica lettera che annihiliva gli sforzi di quel padre. Non credo che tu abbia bisogno né di un po' di fare né di partire. Datemi quella ritma che te la mondo con la castore. Anni dopo le insistenze di Wolfgang, Leopold pensa di rimettersi in contatto con Adelaide, ma non ricevette mai più alcuna risposta. Questi Neum hanno dalla nome padre, dalla nome padre. Davvero non credi? Ci siamo parlati sul film, sa? Sto cercando un'altra. Le dame di Venezia, le gran dame, 4 aerei di che è in chiesa modesta, in strada mattone, in letto mattone, in casa ranchera. Ma io piccolo dolce d'arresto, le cose ormai sono cambiate, perché oggi non sono più le stesse di una volta. In casa matrone, in strada massere, in chiesa mattoni e in letto modeste. Nobilomo Giovanni dei Veramente. Sì, è il figlio del cavaliere. Come stanno mettendo quasi? E io non si fare cose su che ben che ne ha fatta la parola comune. Ma mi mangiare che se non stai a volte il gatto nasce e poi io non l'ho ascoltata vendo e forse capivo tutto che il gatto conosce lei, mio caro maestro mozo, la storia della bella giudizia del diavolo, la signora Lentica per noi, che bravo moza, caro, ti ricordi che bello che era il mondo? Mi non lo ricordo. Sotto il guscio si arrivava una. Proporre lodi quando non costa nulla, ma solito poi ritirarle quando credi di dovermi pagare. Io tremavo per lei, ma in questo caso la cosa andò molto diversamente. Si dice che questo beneficio le sia valso alla porta 96 zecchini di oro, compresa una moneta da 12 e una da 8 lasciatami dal signor Lunato Venezia. Nella retroscena di questa recitura giornaliera, Cecilia Basso, vedova, suona bene il cello. Man mano, nella serie degli incontri e delle storie, dicevamo, man mano nella serie degli incontri e delle storie con cui Venezia si svela ai Mozart, le differenze di valutazione del padre rispetto al figlio vanno approfondendosi sempre più diffusamente. Secondo l'abate Gian Maria Ortis, Leopold è piuttosto sconcertato della complessa realtà della Repubblica veneziana. Wolfgang invece è come al solito sicuro di sé. Venezia anzi sembra rafforzare la sua identità. Non gli dà nulla affatto il ritmo all'improvviso con cui può dimostrare il proprio valore. Non porta pena del clima poco ufficiale della città e, diversamente dal padre, gode della differenza della esperienza che sta vivendo. Per ordine dei provveditori alle pompe, Don Girolamo Bressani, ecco qui, si è messo in marcia attraverso il territorio della sua parrocchia per redigere un libretto con i nomi di tutti gli abitanti delle case e tutte le cifre annue delle rendite degli immobili.
io dalla chiesa di San Terniano dal campo San Luca ascoltata ritta del cane dei poteri in direzione dei poteri. Man mano che ci si avvicina per l'appunto al Ponte dei Fusei, il quadro sociologico della contrada di San Paterniano, che il suo libretto ci restituisce, cambia gradatamente. Via via, alle case dei nobili, dei cittadini e degli artefici si aggiungono le botteghe da caffè, qualche lavoratore artigiano e soprattutto le locande. Alcune espongono le loro insegne, ma molti sono i parrocchiani di Don Bressan, della zona del Ponte dei Fusei, che sublocano o affittano letti. Attraversato il ponte si entra in una zona contesa tra ben 3 contrade, San Paterniano, San Fantin e San Moisè, dove il fenomeno della sublocazione si accentua e prende connotazioni decisamente più equivoche. Giù dal Ponte dei Fusei, questa vita verso San Fantini, in direzione del Rio de San Fantino e del Ponte dei Bassi, capite qualcosa? Capite qualcosa, no? Dove c'è qualcosa che si cambia sempre in direzione del Ponte dei Bassi. Entra in casa di venire, poi porta di venire, dove che si apre carne, vuota quella in cantone, pagano toccare 50 all'anno. Ma da lì a Specera conserva, paga toccate 52, Caterina Toscana conserva, paga toccate 40, lì vicino caro, che questi sono i nomi che ho da loro calati, ma ora un nome ora da un altro, ora con questi ora con altro, quando sono in Altresini. Io non posso insegnarvi perché di quando in quando buttano quartiere, allora dicono di essere di San Paterniano, di San Martino, di San Martino. sapere qualche cosa sul mese che Mozart ha trascorso proprio qui, a Venezia. Ebbene, per voi ci siamo informati, abbiamo fatto le nostre ricerche e quello che avete ascoltato questa sera non è fantasia, ma sta a voi probabilmente decidere se crederci oppure no. A noi, invece, per parte nostra, non resta che ringraziarvi e salutare.